kids. Allah! E allora comincia questo secondo ottavo di finale Crazy League della serata. A muovere il primo pallone la pizzeria La Napa in maglietta bianca. Chiaramente rosso-blu invece Case e Case. Subito al recupero con Gaikanin e Azic. Case Case che ha conquistato il primato nel girone A, vincendo 7-4 con i Dolci di Fulvio, 6-2 ai campioni in carica di Zanutta e 7-4 al Pub Ambasciata Zappabombe, che chiuderà il quadro degli ottavi per questa sera, sfidando nel prossimo incontro l'Atletico Zip. Subito Azic, la sponda per Duricic, Plievalicic ci mette la schiena involontariamente, chiaramente, e riparte D'Avanzo per la Napa. D'Avanzo col destro, c'è la chiusura col recupero di Azic e Gaikanin. Pronto Milos Tomic. La Napa invece è arrivata seconda nel girone B, vincendo 4-3 anzi perdendo 4-3 con l'Atletico Zip, vincendo poi 3-0 col Barmichi e perdendo 5-3 con Brada Impex. Adesso però buona situazione ancora per la Napa. D'Avanzo, destro, viene chiuso, la chiamava Vesnaver a destra, non viene però pescato. Grande chance questa per i ragazzi in maglia bianca. Dall'altra parte la consolidata organizzazione dei giocatori in maglia rossa, affiatatissimi e con elementi di grande qualità. Azic andante per Duricic, ho detto grande qualità, adesso gli sfugge il controllo proprio a lui. Tomic, destro alla sotterra, Darko Plievalicic. Prima ha quasi evitato il gol di Sasha Duricic mettendoci la schiena senza volere chiaramente, e adesso taglio perfetto sul primo palo. Vantaggio Case e Case dopo 1 minuto e 40 secondi. Comincia subito bene la serata e la formazione serba. E possesso per la Napa che cerca la risposta. Errore però di Vesnaver, che non riesce a pescare un compagno. Si trattava di Blasco, in rete nei gironi spesso e volentieri. Azic, Gaikanin punta Vesnaver, spazio per il destro, parte un bolide potente sì, ma non preciso. E allora possesso per i bianchi della Napa con Musmeli che torna da Cattaruzza, incolpevole assolutamente sul gol di Plievalicic. Vesnaver ancora all'indietro per il proprio portiere. D'Avanzo prova a sfuggire alla guardia dell'avversario, resiste a una carica. D'Avanzo in caduta, perdendo equilibrio e quindi impatto felice sul pallone. Ha voluto resistere nonostante il disturbo di Zoran Pajkic. Gaikanin corto con Duricic. Azic, Sornione si avvicina al limite dell'area, non viene servito. Ancora Tomic di forza, Duricic, tocco all'indietro, Plievalicic, Cattaruzza spettacolare e poi il palo di Azic. Che parata di Cattaruzza però, signori. C'era arrivato Plievalicic, avete visto anche la capacità con l'uomo davanti al portiere, in questo caso Duricic, che non si fa ingolosire dall'1 contro 1 ma aspetta l'arrivo di un compagno per la giocata più facile possibile. Ma un grandissimo Cattaruzza evita il doppio vantaggio. E adesso pallone andante ancora per Plievalicic, che aveva indovinato un tocco magico. Arriva però il rimpallo sulla difesa avversaria, si salva la Napa. Gaikanin, non è finita. Azic, Tomic, ancora Azic, largo a sinistra, viene servito, Blasco accorcia su di lui, il tocco in verticale, splendida giocata Duricic, palo, poi Gaikanin anticipa tutti, tocco all'indietro, Tomic, e c'è l'autogol, pallone che sarebbe finito in rete comunque. Ultimo tocco di Musmeli, ma di fatto possiamo anche darlo a Tomic questo gol. Che idea in diagonale in corridoio di Duricic, davvero spazio magico pescato dal numero 5.
Palo clamoroso, poi bravo anche Gaikanin nel recupero e Tomic non lascia scampo. Era in agguato Blasco ma non c'è voluto arrivare. Ancora Tomic, taglia il campo, c'è spazio per Azic che stavolta prova a calciare. Pensavo un'altra finta di tiro con assist dentro per Duricic, invece stavolta il capitano ci ha provato dalla distanza. Piazzato, fischio io dice l'arbitro, allora aspetteremo il fischio e vedremo D'Avanzo che opzione sceglierà. Occhio anche a Vesnaver e Blasco nell'area di porta. Parte D'Avanzo, tagliato! La palla che passa e clamorosamente finisce alta con Blasco da 2 passi. Non se l'aspettava il numero 10. Occasione colossale qui al minuto 9:30. Zoran Pajkic. Tomic. Azic. Arriva l'aggressività qui, la possibilità di 2 contro 1. Blasco e D'Avanzo. Blasco va tutto da solo. Blasco! E fa la cosa giusta. Si sposta Pajkic per andare sull'eventuale assist. Si apre l'autostrada e Blasco punisce Imbriani. Forse non hanno chiamato il pressing i compagni a Dejan Azic che ha perso un brutto pallone lì sulla 3/4. Molto molto bravo Blasco. Esce intanto D'Avanzo per far entrare Manuel Cetar, che adesso si piazza là davanti. Dimenticato da tutti Sasha Duricic, c'è un rimpallo e questo è autogol sì. Prima la deviazione di Musmeli era stata ininfluente, stavolta forse il destro di Duricic sarebbe finito sul corpo di Cattaruzza. Prassel però con una sfortunata deviazione scavalca il portiere. E dura quindi 1 minuto lo svantaggio dimezzato dalla Nappa. Subito nuovamente +2 per Case e Case. Tomic. E questo gol immediato moralmente può far male alla Nappa. Tomic cerca l'avventura tutto da solo. Duricic, piatto destro, colpo di biliardo, palla fuori di un soffio. Duricic viene incontro Pljevalicic, leve corte. Duricic poi perde il controllo del pallone. Azic prima di Vesnaver, addomestica alla grande ancora Darko Pljevalicic. Gaikanin la chiama Tomic sul secondo palo. Gaikanin orizzontale, preciso. Duricic ha spazio, vuole il pallonetto. Mio Dio, che gol, signori! È il colpo di classe, qui applausi strappati, bipartisan. Che roba! Caro Mattia, abbiamo già trovato la clip della serata con questo pallonetto. Mio Dio, che cioccolatino! Incrocio dei pali e palla in rete. Tentativo quantomeno ambizioso, poi in una porta così bassa non è affatto semplice. Lui ha fatto di più, ha trovato non solo la porta ma anche la ragnatela da togliere dall'incrocio. Adesso 4 in barriera per Cattaruzza. Occhio perché c'è Tomic chiaramente che gode di grande libertà. Parte Duricic, il tocco invece per Pljevalicic. Cattaruzza, che parata. Bravissimo il portiere della Nappa che limita il passivo e la finta di Duricic. Tutti aspettavano Tomic e invece sfera chiusa a servire Darko Pljevalicic. Commette fallo proprio il numero 8. Adesso serie di finte da parte di Cetar, sinistro, Imbriani coi pugni. Poi Pljevalicic riesce a trovare anche Duricic con la punta del piede. Gran difesa del pallone con la suola. Si distende in contropiede Case e Case. Azic, Pljevalicic, lungolinea, viene servito, tocco dentro. 4 in barriera per i rossi con Musmeli. Parte Vesnaver. C'è la deviazione forse di Pljevalicic. Dimezza il passivo la pizzeria La Nappa con Vesnaver.
19:20 sul cronometro, paternità del gol chiaramente sua, destinato comunque nello specchio. Tomic, Ilic, ancora Duricic, si fa vedere Plijevalicic, serie di finte di Sasha Duricic, non c'è spazio. E allora Tomic ancora per Plijevalicic, lungolinea, riga di fondo, palla dentro, ancora l'appoggio, Plijevalicic chiede il Mani, sinceramente era un po' impallato, mi sembrava coscia, invece Taglieri dice Mani. E allora calcio di rigore per forza. E cartellino giallo, 23 minuti nel primo tempo, con un po' di clemenza qui Taglieri perché sarebbe stato gol, si limita all'ammonizione, se non l'ho visto male, per Blasco. Arriva il fischio di Taglieri, Plijevalicic, finta la botta a chiudere e poi apre il piattino destro. Gol del 5-2. La consueta freddezza di Darko Plijevalicic. E arriva adesso il fischio finale dopo un minuto di recupero. Il signor Taglieri dice che può bastare così. Fantastico, ci ha spiegato Taglieri la situazione di poco fa. Alla fine la palla gli era rimasta lì, insomma il fallo c'era, ma si è fermato volontariamente e non ha continuato a giocare, per cui hai perso l'occasione di continuare. Fatti tuoi, palla alla Napa, diciamo, giustamente. Grazie per questa precisazione. Si va all'intervallo con Case avanti 5-2. Due volte Plijevalicic ad aprire e chiudere lo score per i rossoblù, poi Tomic, autorete di Prassel e una gemma autentica al quarto d'ora di Sasha Duricic, Blasco e Vesnaver per la Napa. Allora siamo pronti a riprendere con questo secondo tempo. Case avanti 5-2, lavora il primo pallone della ripresa. Fischio di Taglieri, arbitro di questo match, gruppo arbitri Coppa Trieste, ricordiamo. 5-2 per i rossoblù ai danni della pizzeria La Napa. Questa è la situazione nel primo tempo. Plijevalicic riparte subito a 100 all'ora per i suoi, col tentativo di tiro di Darko Cvijovic, altro tesserato nella formazione serba. E prova il numero Plijevalicic, la palla passa anche, ma Musmeli ci mette il corpo e Taglieri lascia correre. Blasco, parte palla al piede con un grande spunto. Cetar, finta su Tomic, la lunga in fallo laterale. A seguire ricordiamo Pava Ambasciata, Zappa Bombe contro Atletico Zip a chiudere questa serata di ottavi Crazy League, completati poi domani. Plijevalicic, grande corridoio dentro di Cvijovic. Vediamo se c'è stata la deviazione di Cattaruzza oppure no. Sembrava che fosse andata alta e basta, ma lo ammette con grande fair play il portiere. Sono loro i protagonisti delle migliaia di fotografie di ogni edizione Crese. Tanto qui prova ad andarsene Cvijovic, poi cerca il fallo ma non lo trova. Vesnaver, Cetar, un po' di spazio, carica il sinistro, Imbriani la tiene lì. E poi subito con le mani per Plijevalicic, a vuoto Blasco, che aggancio, attenzione, anzi era Prassel che è andato a vuoto. Ma recupera subito di grande slancio e prova a ripartire. Con Cattaruzza che tocca proprio per Vesnaver. In incontro riceve Cetar, smista su Musmeli, parte Vesnaver, bella la finta di Musmeli subito, poi prova dalla grande distanza Imbriani, costretto al volo stavolta, smanaccia in corner, pallone destinato all'angolo basso probabilmente. Adesso la battuta subito tesa, mette fuori Tomic. Lavoro sporco per lui, poche situazioni per rendersi veramente pericoloso. Spesso lasciato da solo contro tutta la difesa avversaria. Adesso d'avanzo, prova da fuori area, la palla che sfugge sull'esterno, ma di pochissimo. Altro cambio stavolta però in Case, esce Milos Tomic. Nel frattempo per la completezza è entrato Dejan Bogic. Parte Blasco per la Napa, tutto solo Blasco, deviazione
decisiva, credo, di Pajkic sul tiro, spiazzato Imbriani. Sfera che fa la classica barba al palo qua. Adesso Ilic va a puntare Musmeli, che sceglie bene il tempo dell'intervento e lo ferma. Poi spara in avanti verso D'Avanzo. Arriva Vesnaver a rimorchio, D'Avanzo punta Pajkic, doppi passi, vuole il destro, gli scappa senza l'effetto. C'è stata però la deviazione di Zoran Pajkic. Aspetta il piazzamento dei compagni, bel movimento di Blasco. Jovic lo lascia agganciare, poi però lo chiude. E il rimpallo favorisce Imbriani, partito subito Nicola Gaicanin. Sterzata su D'Avanzo, un po' di spazio per il numero 6 che cerca la botta, mamma mia. E anche qua va a una spanna, sì e no, da un golasso. Gaicanin che ha una bomba da fuori veramente terrificante alle volte. Ha sfiorato veramente il bersaglio grosso, è un altro grandissimo gol. Credo fallo laterale. La gestualità di Taglieri aiuta anche il sottoscritto. Vesnaver si coordina, attenzione alla deviazione, Imbriani smanaccia, decisivo. Stava andando in gol questo pallone. Leggera deviazione sulla mezza girata di Vesnaver, non irresistibile per potenza, ma sporcata probabilmente da un giocatore. Questa supremazia nella fase centrale del secondo tempo, minuto 10, passato da qualche secondo. Vesnaver, si fa vedere Prassel, bella la finta di disorientare Gaicanin, il destro, ancora Imbriani. Sta salendo di tono la prestazione di Imbriani, il lavoro per lui, più tranquillo sicuramente il primo tempo. Adesso Zvjovic prova ad andarsene, resiste nel tentativo di contrasto di Blasco che commette fallo. D'Avanzo, ancora Jovic, e poi spara al viva il parroco, come si suol dire. Altissimo questo pallone, Plivalicic riesce anche nella sponda di prima intenzione, sinistro! Mamma mia che gol! La cosa più bella, non me ne voglia il buon Zvjovic, la sponda di prima intenzione di Plivalicic su una palla quasi impossibile con l'avversario alle calcagna. E poi però anche Zvjovic ci mette del suo con un sinistro chirurgico, palo gol. Fuori Plivalicic, dentro Azic. 6-2, case e case. E comunque vende cara la pelle la Napa. Sotto di 4 gol sì, ma vuole farla sudare agli avversari giustamente. Ci prova Blasco. Si gira, trova un bello spazio per calciare, ma chiude troppo il destro. Chiesto intanto un cambio dalla panchina della Napa. Pronto a entrare De Vincenzis. E intanto torniamo qui per la partita sul campo 1 con Bogic che sfugge bene. Azic aveva giocato con un po' di leggerezza qualche pallone di troppo nel primo tempo e qui scaraventa l'incrocio dei pali. Grazie Eleonora, intanto che mi ha già portato le distinte di Pub Ambasciata Zappa Bombe Atletico Zip, che temo dovranno giocare almeno una delle due con le casacche, una giallo-nera e una giallo-blu. Speriamo di riconoscerli. Nel frattempo qui la risposta della Napa. Abbandonano già il campo Tomic e Pajkic sulla panchina di Case Case. Evidentemente resterà così la rotazione dei ragazzi rossoblu in campo. Riparte la Napa con il tiro di Cetar, ancora Imbriani. Certo che anche il portiere di Case Case 6-7 interventi mica da scherzo li ha fatti. A meno di una clamorosa rimonta nel finale della Napa, che deve farne però 5. Prova a partire da 1 intanto Blasco con Cetar, ancora, anzi no, era Prassel. Servito sulla destra dopo un gran movimento, spara però altissimo il destro. (24:30), ha dato un'occhiata al cronometro Taglieri, ancora un po' presto. Ma siamo ormai alle battute finali. Ci prova Cetar, impreciso un paio di volte, sfortunato almeno in un'altra. Vuole chiudere almeno con la gioia personale, sfugge bene ad Azic, sinistro aperto e gol di grande classe questo.
Peccato per il punteggio che non cambia granché, riduce lo scarto a 4 gol Manuel Cetar con un colpetto di biliardo col piatto sinistro. È il gol del 3-7. Ormai tempo in pratica scaduto. Ha il fischietto in bocca Taglieri, vediamo se farà giocare ancora un po'. Tiene palla Jovic per Case, verticale Gaikanin, il contrasto di Taglieri che non voleva interrompere la giocata con un fallo, ma semplicemente dice basta così. Finisce quindi nei tempi regolamentari, nei 50 regolamentari, questo secondo ottavo di finale Crazy League. Grande prestazione per Case che vince 7-3 contro la Nappa, ci ha provato con grande volontà. Nel primo tempo avrebbe meritato anche qualcosa di più, ma sul 2-1 l'autogol di Prassel e la gemma autentica di Duricic col pallonetto al 15esimo hanno tagliato le gambe alla squadra in maglia bianca. È andata in rete con Blasco, Vesnaver e Cetar. Per Case ricordiamo, 2 volte Plivalicic, la seconda su rigore, poi Tomic, autorete di Prassel, la già citata invenzione autentica di Duricic, poi Zviovic e Dejan Acic a chiudere lo score. Tra pochissimo l'ultimo ottavo di finale della serata, Pub Ambasciata Zappa Bombe in maglia giallo-blu, già sceso in campo. Tra pochissimo arriveranno anche gli sfidanti dell'Atletico Zip.